Nel 1266 la Sicilia aveva finito un talimano della dinastia angioina. I francesi avevano mettuto tasse e governavano commettendo violenze e prepotenze di ogni tipo. I siciliani, tanto li baruna come lo popolo, non ne potevano più. L'30 di marzo del 1282, lunedì di Pasqua, all'ora dello vespro, si dice che a Palermo un soldato francese di nome Giuetto, mentre stava facendo una perquisizione a una femmina siciliana antaluchiano della chiesa dello Santo Spirito, mise le mani un non sanno ammettere e a così scatenò la reazione del marito che riuscì a levarci la spada usandola per ammazzarlo. Chissà fu la faida che addumò chidda che passò alla storia come la ribellione dello Vespro. La notte stessa cominciò una vera e propria caccia allo francesi che si propagò in tutta la Sicilia. Furono davvero piccoli francesi che riniscero a salvarsi. Una leggenda conta che le siciliane, per riconoscerli, facevano vedere un pugno di cici e dicevano di dire il nome di sti legume. A chi che non lo sapevano dire buono e dicevano 400 francesi e sciceri, l'ammazzavano. Già lo giorno dopo, il 31 di marzo, Palermo si proclamò città indipendente. Le prime citate a scincere in alleanza ufficiale tra di iddi per gettare fuori ai francesi furono chiddi di Palermo e Coniglioni. L'11 di aprile i rappresentanti di queste citate fermarono lo patto davanti allo notaro Benedetto di Palermo e un cenno le so colura, lo giallo e lo rosso. Cadetanno a diventare colura simbolo di Sicilia, rinforzate dello fatto che magari le colura della dinastia aragonese, chiamata dopo lo Vespro, lo giorno di Sicilia, erano le stesse. Dopo Palermo e Coniglione, magari gli altri citati siciliani si unsero alla ribellione e i siciliani offrirono la corona dello regno a Pedro III d'Araona, anche perché era lo marito di Costanza di Westphalen, figlia di Manfredi, l'ultimo re di Sicilia prima della venuta dei francesi. Lo Vespro di Tanno diventò simbolo per eccellenza di valorosa e efficace ribellione di un popolo sano contro all'oppressore. Giorno 30 marzo 2016 ricorre il 734esimo anniversario del Vespro siciliano. Purtroppo nelle scuole siciliane non si dice che cos'è il Vespro. Il Vespro è la rivoluzione nazionale siciliana. Non fu solo la cacciata dei francesi. La Sicilia era grande e potente come regno di Sicilia anche prima dei francesi, sotto le dinastie Normanna e Sveva. Però non si hanno notizie, non sono arrivate fino a noi, di una percezione dei siciliani di prima di far parte di una nazione. La cosa veramente rivoluzionaria del Vespro fu che i siciliani tutti, da Messina a Trapani, da Palermo a Siracusa, si sentirono parte per la prima volta nel Medioevo, era già successo nell'antichità, di un'unica nazione. E quindi questo spirito nazionale siciliano trovò nel momento della cacciata dello straniero il più grande momento di coesione nazionale. Fu lo stesso momento in cui la letteratura storiografica abbandonò il latino in gran parte e cominciò a scrivere in siciliano. I più grandi storici del Vespro scrivono in siciliano. Ma il Vespro è anche importante perché dopo questa rivoluzione, anzi durante questa rivoluzione, nel 1296, si dotò la Sicilia della prima carta costituzionale europea. Il re Federico III, un eroe dimenticato, re siciliano, non aragonese, tanto siciliano che lottò contro il re d'Aragona, concesse nel Parlamento di Catania la piena condivisione dei poteri con il Parlamento. Non poteva più esigere tributi se non con i rappresentanti della nazione, non poteva più dichiarare guerra o concludere pace se non con i rappresentanti della nazione. Quindi è anche un monumento per la storia europea il Vespro, un orgoglio nazionale, ed è stato sempre il punto di riferimento ogni volta che i siciliani si sono ribellati. Quando ai primi del 1500 i siciliani cacciarono il Moncada, si disse che avrebbero fatto un nuovo Vespro, e ogni volta che i siciliani si ribellano si parla di un nuovo Vespro. Quindi il Vespro rappresenta per noi l'ideale della libertà.
Vespero dunque una data importante, non sempre celebrata a dovere, ma negli ultimi anni qualche cosa cominciò a canciare. L'30 di marzo del 2014, organizzata ante la rete internet, una manifestazione con centinaia e centinaia di siciliani attraverso Palermo della statua a Lupoliteama, con l'udesio di poter avere un giorno una Sicilia libera ed indipendente. Eppure stanno, mercoledì 30 di marzo, a Palermo, con radunamento in Piazza Massimo, è prevista, a parte delle leggi, una grande manifestazione contro il governo Crocetta, contro ogni colonialismo, per l'autodeterminazione del popolo siciliano. Giorno 30 marzo, per la ricorrenza del Vespro, c'è una manifestazione a Palermo, alla quale aderiranno siciliani che provengono da ogni parte dell'isola contro il peggiore dei governi fantoccio che abbia mai avuto la Sicilia, il governo Crocetta. È una manifestazione contro e una manifestazione pro. È contro questo governo che ha svenduto i diritti della Sicilia, che ha negato i diritti ai propri cittadini, che ha fatto chiudere le imprese, che non crea nessuno sviluppo, un governo collaborazionista e vile. E non è una manifestazione che abbiamo organizzato noi di Siciliani Liberi, è sorta sul web spontaneamente tra associazioni di tutti i tipi, associazioni che abbiamo visto non sono riconducibili ai soliti noti, ai partiti politici, no TRIV, no MUOS, centri sociali, magari anche associazioni lontane dal nostro modo di vedere le cose, però associazioni e movimenti che partono dalla Sicilia, civiche. A queste noi indipendentisti di Siciliani Liberi abbiamo voluto dare il nostro appoggio, perché questa manifestazione non è solo contro qualcuno, ma è anche a favore di qualcosa, per una Sicilia diversa, perché noi riteniamo che il problema, la madre di tutti i problemi, sia in Sicilia la questione politica e la questione finanziaria siciliana. Senza indipendenza tutti questi problemi non saranno mai risolti, quindi abbiamo chiamato a raccolta tutti gli indipendentisti. È la manifestazione che ricorre nel Vespro per fare trasformare questa marcia del Vespro in una marcia per una nuova Sicilia. Ci auguriamo che le bandiere indipendentiste sommergano Palermo nel giorno del 30 marzo.